La raccolta nella provincia di Venezia nelle ultime 4 settimane è stata molto sofferente. Possiamo considerare di aver perso ogni settimana almeno 200 unità di sangue, che se le riproporzioniamo nel mese diventano 800 sacche al mese di sangue in meno che abbiamo potuto dare ai nostri ammalati. Adesso diventa importante tornare ai centri trasfusionali, tornare a donare in tutta sicurezza. Nonostante i dati poco confortanti delle ultime settimane nella provincia di Venezia, dopo l'accorato appello del presidente Zaia nei giorni scorsi a non smettere di donare il sangue, c'è stato un cambiamento di rotta. Finalmente le donazioni nei centri trasfusionali stanno riprendendo. In questo momento è importante poter gestire la situazione spalmandola durante le settimane e durante i prossimi mesi. Vi preghiamo quindi di chiamare oppure di prenotarvi attraverso il sito di Avis Provinciale. Vi ricordo la www.prenotaladdonazione.it, che è il luogo dove ci si può prenotare, oppure telefonando a Davis Provinciale. Questo per poter arrivare scaglionati e non creare assembramenti. I donatori sono una figura importantissima in questo momento. Aiutiamo i centri trasfusionali e i dottori e le infermiere di questi centri a poter lavorare nel modo corretto e secondo le norme. I centri trasfusionali sono luoghi protetti. Per poterlo essere bisogna seguire determinati comportamenti. Vi chiediamo quindi di avere pazienza e di operare come vi viene consigliato.